La foto del tavolo della giunta di Fonte è l'immagine simbolo di quanto accaduto nel comune trevigiano nell'ultimo periodo. È stata scattata lo scorso 31 dicembre. Colori, disegni, qualche biscotto per i bambini del centro di accoglienza straordinaria di via San Nicolò, che quel giorno è stato chiuso definitivamente dopo anni di polemiche e scontri politici. Sul tavolo della giunta quel giorno abbiamo dovuto accogliere un paio di famiglie con dei bambini minori che avevano cessato la loro possibilità di stare all'interno del CAS. È stata data comunicazione che non avevano più titolo di stare dentro e i servizi sociali sono attivati subito. Il centro migranti ora è vuoto, tutto tace. I 75 richiedenti asilo che ospitava se ne sono andati, ma non tutti in verità. Alcuni, con residenza a Fonte, hanno bussato alla porta del sindaco. Quando un ospite non ha più titolo di stare al suo interno, avendo la residenza nel comune dove è ospitato il CAS, cioè in questo caso a Fonte, ricadono sul welfare sociale. Abbiamo avuto diversi casi dove di fatto mamme con bambini fragili, disabili, non potendo sostenersi autonomamente, si sono ritrovati a doversi affacciare alla nostra porta. E quindi questo da solo non ce l'avrei mai fatta, perché si parla davvero di spese. Una comunità di mamma per bambino, dico sempre, sono 90 euro circa al giorno per minore e per maggiorenni sono 45 euro al giorno. Moltiplicatelo per il numero di giorni che ci sono in un anno e viene fuori una cifra che per noi è stata superiore ai 200.000 euro. Una spesa enorme che Fonte ha potuto sostenere soltanto grazie al contributo della conferenza dei sindaci. Ma il primo cittadino denuncia: siamo in emergenza, il Ministero non può lasciarci soli. Abbiamo bisogno che il Ministero, quando ci sono questi casi qui, non ci lasci solo, ma che davvero ci dia la possibilità e fondi per poter sopperire a queste esigenze.